Tragico incidente stradale lungo la Valsugana San Giorgio in Bosco nel Padovano, muoiono 2 ragazzi vicentini, un terzo è gravissimo, polemiche per la pericolosità di quella strada. Affidato ai nonni paterni, il bimbo di 7 anni, unico superstite della famiglia Carrer, morta nella solfatara di Pozzuoli. È straziante il ricordo della squadra di rugby dove giocava il piccolo Lorenzo. Papà ti amo e ti perdono, il messaggio di Arisson dall'ospedale, accoltellato dal padre nel Trevigiano. Al culmine di una lite il 24enne si sta riprendendo e dice era ubriaco, papà voleva che io la smettessi. Primo giorno di asilo e subito test per l'obbligo vaccini, in tutto il Veneto casi di esclusione di bimbi dalle classi per assenza di documentazione tra chi polemizza e chi accetta. 70 milioni di euro in commesse non pagate, il probabile stop nei lavori del Mose, la Mantovani annuncia il licenziamento di 100 dipendenti. Una cagnetta con i suoi guaiti disperati ha salvato i cuccioli da una morte orribile, chiusi in un sacco appeso a un albero. Il presunto responsabile è stato denunciato. Gaia Visentin è ancora l'orgoglio della Marca, la 16enne trevigiana per la 3ª volta consecutiva è campionessa europea di kickboxing, dolce ma spietata sul ring. Buonasera, buonasera e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto e cominciamo con la cronaca di una pesantissima notte per quanto riguarda le strade del Veneto. Abbiamo detto un incidente grave che ha coinvolto un camion e un'auto a San Giorgio in Bosco. Il bilancio è pesantissimo, 2 giovani vite spezzate, avevano 22 e 23 anni. I ragazzi morti in questo schianto nella notte, un altro giovane è in gravi condizioni. 2 giovani sono morti e un terzo in fin di vita in un gravissimo incidente stradale tra un'auto ed un camion avvenuto in nottata lungo la Valsugana a San Giorgio in Bosco. A perdere la vita Chiara Maschio, 21enne studentessa universitaria di Bassano del Grappa, e Filippo Miotti, 23enne padovano residente a Marostica. Al loro arrivo i sanitari del SUEM non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Un terzo giovane che si trovava a bordo dell'auto, un ragazzo di 24 anni, anche lui di Marostica, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Padova. Le sue condizioni sono molto gravi, illeso il conducente del camion. L'automobile in cui viaggiavano i 3 giovani in direzione Bassano del Grappa e il camion che trasportava Pollame si sono scontrati frontalmente attorno alle 2 di notte. La prima a lanciare l'allarme è stata una residente svegliata dal forte boato provocato dallo scontro. Immediati i soccorsi. Le squadre dei vigili del fuoco di Cittadella e Padova sono intervenute anche con l'autogru per la messa in sicurezza dei mezzi, operazioni che si sono concluse alle 8 del mattino. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del sinistro, mentre la polizia stradale ha assicurato la viabilità della strada. E il sindaco di San Giorgio in Bosco parla della Valsugana lamentando la mancanza di fondi da parte della regione. Sentite cosa ci ha detto Renato Roberto Miatello. Prima era la SS47, poi è passata all'ANAS, l'ANAS l'ha passata a Veneto Strade poi l'ha passata alla provincia di Padova. Per quanto riguarda il centro, noi ne abbiamo un bel pezzo, dobbiamo farci anche la manutenzione, taglio dei cigli, segnaletica orizzontale e verticale. La Valsugana uccide ancora. Una delle arterie principali della nostra provincia, che collega l'Alta Padovana con il capoluogo Euganeo, è tra le strade più pericolose di tutto il Veneto. I comuni però sono abbandonati dallo Stato centrale, tuona il sindaco di San Giorgio in Bosco. Più volte si è discusso per fare una strada alternativa, però è chiaro che con la situazione economica attuale dovrebbe essere lo Stato, visto che noi lasciamo la modica cifra di 16 miliardi di euro all'anno a Roma, dovrebbe ricordarsi anche che nel Veneto abbiamo le strade degli anni 50-60. Una soluzione potrebbe essere la costruzione di una tangenziale che permetta di evitare i centri abitati, mancano però i fondi. Pensi che la Regione Veneto non ha nemmeno i soldi per fare un progetto preliminare, allora gli industriali si sono offerti di pagare il 50% di un progetto preliminare. Lei pensi, per fare una strada che parte da Limena e che va a collegarsi a Cittadella, a Fontaniva.
Adesso il dramma della famiglia Carrer morta in una solfatara a Pozzuoli. I Fossalta di Piave e Meolo hanno proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui si celebreranno i funerali. Anche il mondo del rugby sandonatese, dove giocava il piccolo Lorenzo, che è morto insieme a papà e mamma, ha cancellato le attività sportive. Ed è toccante il ricordo dei dirigenti che conoscevano bene Lorenzo. Era rientrato, io l'avevo cercato per abbracciarlo, proprio perché ero così contento di rivederlo, perché era eccezionale, favoloso, veramente dura. Il mondo del rugby sandonatese si è fermato per lutto, tutte le attività sono state sospese. Lorenzo Carrer, 11 anni, militava in questa squadra, un ragazzo ed un atleta straordinario, così lo descrive il suo allenatore con voce rotta dalla commozione. La mamma Tiziana era dirigente accompagnatrice dell'Under 12, da qualche tempo anche il fratellino Alessio aveva iniziato a giocare. Il rugby Sandonà vuole stringersi vicino alla famiglia di Tiziana, Massimiliano e Lorenzo e porgere un grandissimo abbraccio ad Alessio. La tragedia della famiglia Carrer, inghiottita dai fanghi della solfatara a Pozzuoli, ha colpito l'Italia intera ed il pensiero di tutti ora è rivolto proprio al piccolo Alessio, rimasto all'improvviso senza genitori e fratello. Non si capacita l'allenatore su quanto accaduto, sull'ipotesi che Lorenzo possa aver oltrepassato il limite di sicurezza. Mi è difficile pensare una cosa del genere, sono comunque bambini, non sai. Con lui non era mai successo, è molto rispettoso delle regole, non so spiegarmi questa cosa. Un ragazzo straordinario, ci dice. Un giocatore eccezionale, un ragazzo educato, corretto, aveva legato anche con tutta la squadra, l'avevamo accolto dopo un periodo che era stato un po' fermo per infortunio, l'avevamo accolto tutti a braccia aperte. Anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, si unisce al lutto di Meolo e del rugby sandonatese per la tragica scomparsa della famiglia. Oggi tutto il Veneto è con il bambino sopravvissuto e con la comunità di Meolo. Non lo lasceremo solo e lo aiuteremo, pur nel vuoto incolmabile che un destino atroce ha creato, a trovare protezione, affetti e opportunità di crescita. Il sindaco di Meolo, Retta Liprandi, ha parlato con la madre di Tiziana, accorsa a Pozzuoli. Forse il termine è eccessivo, dice, date le circostanze, ma ho parlato con la nonna, la quale mi ha riferito che il piccolo Alessio, nell'averla accanto, è apparso sollevato. Intanto i due comuni, Fossalta e Meolo, hanno deciso di proclamare il lutto cittadino durante il funerale della famiglia. La data è ancora da stabilire. E ovviamente è stata aperta un'inchiesta disposta all'autopsia sui corpi di padre, madre e figlio di 11 anni. Scoppia la polemica per la sicurezza evidentemente mancata nonostante le segnalazioni lì alla solfatara di Pozzuoli. Meolo ovviamente ora attende il rientro del piccolo di 7 anni. Come reagirà in futuro, perché il problema è soprattutto quando riuscirà ad avere la consapevolezza, avrà realizzato quello che è accaduto. Il pensiero al piccolo Alessio, il bimbo di 7 anni, unico superstite della tragedia. In una Meolo ancora sconvolta si attende di sapere il futuro del piccolo. Ieri sera è stato affidato ai nonni paterni, giunti in campagna nelle ore più drammatiche della loro vita, dopo aver appreso che Massimiliano Carrer, la moglie Tiziana e l'11enne Lorenzo erano stati inghiottiti dal cratere della solfatara di Pozzuoli. Il piccolo di 7 anni, soccorso subito dopo la tragedia da alcuni turisti presenti dalle guide del cratere e rifocillato dal gestore del bar Solfatara, ha atteso l'arrivo dei nonni con i responsabili dei servizi sociali del comune di Pozzuoli ed è stato assistito da una psicologa. I nonni del piccolo sono atterrati all'aeroporto di Capodichino in tarda serata ad attenderli il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, che li ha accompagnati in un albergo cittadino dove hanno potuto riabbracciare il nipotino. I Carrer si tratterranno a Pozzuoli il tempo necessario per espletare le pratiche burocratiche e il riconoscimento delle salme trasferite da ieri pomeriggio al Policlinico di Napoli per l'esame autoptico disposto dal magistrato che conduce le indagini. Un esame per stabilire di che cosa sono morti madre, padre e figlio precipitati nel cratere. Per gli esperti le esalazioni di anidride carbonica sono state letali. In realtà c'era poco tempo per salvarli a quanto pare, però questo è da vedere, ormai stanno facendo le indagini. Il cratere della Solfatara è un'area che da tempo appunto viene frequentata dai turisti e
E ci sono zone stabili e sicure, altre zone che invece sono recintate appunto perché presentano alcuni rischi connessi sia all'instabilità sia alla presenza di gas. L'accesso, lo conferma il personale della Solfatara, era vietato al pubblico nell'area della cosiddetta fangaia e il divieto, oltre che dai cartelli, era segnalato da una staccionata unita da reti. Ma in queste ore è polemica su questi limiti troppo facilmente valicabili. Intanto a Meolo si pensa anche alla nonna materna che si trova qui, con seri problemi di salute, ed ora costretta a questo pesantissimo fardello. La nonna stravedeva per i nipoti, che veramente erano la sua vita, erano la sua gioia, i due nipoti. Adesso non so come potrà reggere questa situazione che è terribile. Dal letto di ospedale dove è stato operato nelle scorse ore parla Alisson Gobbo, il rugbista 24enne accoltellato, ricorderete, dal padre. Gli ha scritto anche un lungo messaggio: ti amo, ti perdono, e ai nostri microfoni svela: ha fatto bene, in sostanza papà lo ha fatto per fermarmi perché ero ubriaco. Ho capito che l'ha fatto per fermarmi e non per farmi del male. L'ha fatto per fermarmi e quindi non potrei mai colpevolizzarlo, mai e poi mai. Se potessi vederlo gli direi che gli voglio un bene dell'anima. Tutto qui gli direi che comunque per me non cambia nulla quello che è successo. Dal suo letto di ospedale Alisson Gobbo, il rugbista di 24 anni di Oderzo, accoltellato lunedì sera dal padre Daniele in carcere con l'accusa di tentato omicidio, ripete come se il genitore potesse sentirlo: ti ho perdonato. Il sangue, la paura, il dolore, poi il lungo sonno dell'intervento e ieri al risveglio, quando il ragazzo è stato dichiarato fuori pericolo, il pensiero è andato al papà. Alisson ha provato a telefonargli a Santabona, ma ovviamente non è stato possibile farli parlare insieme. Ripercorre quella drammatica serata, in crisi da 2 mesi per motivi suoi personali. Il ragazzo era uscito con gli amici e aveva bevuto molto. Ero ubriaco, abbiamo cominciato a litigare io e mio papà e abbiamo cominciato a litigare in maniera molto accesa. Dopodiché credo che abbiamo, perché questa parte qua io non me la ricordo, me l'ha raccontata mia mamma, credo che abbiamo cominciato a metterci le mani addosso io e mio papà. E dopodiché niente, penso che lui per cercare di fermarmi più che altro, non perché voleva farmi del male ma perché voleva cercare di fermarmi, ha fatto quello che ha fatto. Anche il ragazzo conferma quindi l'ipotesi della legittima difesa, prendendosi in qualche modo la colpa di quello che è successo nell'appartamento di via Vizzotto. Mi sono messo abbastanza nei suoi panni il giorno dopo ed è per quello che ho scritto quel post in cui gli ho scritto che lo perdonavo e che per me non cambiava nulla, perché so le intenzioni con cui è successa questa cosa, so le intenzioni con cui ha fatto questa cosa qua e so che non avevo nessuna intenzione di uccidermi. Adesso vediamo cosa succederà, io voglio solo pensare a rimettermi in sesto e a pensare a cosa poter fare per salvare il salvabile della mia famiglia. Non voglio più stare qua, questo è sicuro. Ed è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Borgo Trento il ghanese 59enne che a San Martino Buonalbergo, Verona, ha aggredito la moglie con una roncola ferendola un braccio. Subito dopo l'arresto i carabinieri hanno chiesto l'intervento del personale sanitario del 118 perché l'uomo ha accusato un malore. Quanto si è appreso, prima di essere fermato avrebbe ingerito della varechina mescolata al vino in un tentativo di suicidio. Il ghanese una settimana fa avrebbe sospeso la terapia per l'etilismo ricominciando a bere. Ora è piantonato in ospedale, mentre la moglie, che dallo scorso agosto aveva allontanato da casa il marito, è ricoverata al Policlinico di Borgo Roma, ma non è in pericolo di vita. I 3 figli al momento sono stati affidati ai servizi sociali. Aprono gli asili in Veneto oggi, dunque c'era grande attesa per vedere l'effetto, l'impatto di questo obbligo vaccinale. I problemi non sono mancati, ma alla fine quasi tutte le famiglie hanno deciso di adeguarsi alla normativa. Con le famiglie come gestori ci impegneremo ancora di più, di nuovo a ricontattarle, a stare in contatto con loro, a fare informazione e aggiornamento, di nuovo anche sulle stesse materie che sono quelle vaccinali, invitando i pediatri, invitando i farmacisti o comunque chi lavora nel settore sanitario proprio sui vaccini, per fare di nuovo informazione, aggiornamento e farle scegliere in modo il più possibile informato sulla questione.
La temuta tempesta si è rivelata tutt'al più un modesto acquazzone stagionale. Nel giorno della riapertura degli asili sono poche decine in tutta la regione i bimbi lasciati fuori perché non in regola col decreto sui vaccini. Nella città metropolitana, la più virtuosa tra le 7 province, su 3.700 bambini iscritti alle scuole materne della FISM, nessuno è stato lasciato fuori dai cancelli. 18 famiglie hanno però scelto di ritirare i figli dagli asili. Un'altra trentina non ha ancora presentato la documentazione, ma neppure annunciato di volersi opporre alla legge. Un bambino che resta a casa non è sicuramente un fatto positivo, va bene? Che resta a casa con i nonni, che resta a casa con la mamma, che resta a casa con i genitori, o che viene affidato a realtà che non sono realtà educative e scolastiche propriamente dette. Naturalmente rispetteremo e faremo rispettare la legge, conclude il presidente regionale della Federazione Italiana Scuole Materne, e speriamo che questo capitolo si possa concludere il prima possibile nella maniera meno dolorosa per tutti. Io mi auguro che, passata la buriana, passatemi il termine, sulle vaccinazioni di questi giorni, torniamo tutti ad occuparci dei bambini per quanto riguarda l'educazione e l'istruzione. Noi dobbiamo fare questo come scuole. La funzione sanitaria o funzioni di polizia proprio non ci appartengono e non vogliamo neanche averle, e quindi non sono i nostri compiti. Ma in un asilo di Treviso questa mattina è andata così. Anche lui non può entrare perché non ha consegnato in segreteria la copia, deve consegnare in segreteria la copia delle vaccinazioni. Per te la scuola finisce qui. Fosse tutto un grande show televisivo, questa potrebbe essere la formula spietata per i piccoli rimasti fuori stamattina al suono della campanella. Vuoi venire a scuola, amore? Ho capito. Adesso piange perché vuoi venire a scuola, la sposa piangevi perché non vuole. Primo giorno per le scuole di infanzia, questa è la Andersen di Treviso. Sì. Guarda, ne ho 3 bambini, tutti e 3 sono stati vaccinati. Sì. E riguardo a questa procedura cosa ne pensa? Va bene, va benissimo. C'è chi può e chi non può, i piccoli non capiscono, forse si sentono esclusi dal gruppo, e non per tutti restare a casa un giorno in più è una gioia. Lei sapeva che doveva vaccinare il bambino? No, non lo so. Non lo sapeva? No. Adesso lo vaccinerà? Marito parlare dopo io con fame. Mamma non sapeva che bisognava portare una carta. Vieni. Tutti in coda, fuori c'è la selezione per il controllo documenti, in regola o meno con le vaccinazioni e le autocertificazioni. Sono un medico, quindi più convinta di così, ho fatto vaccinare entrambi i figli e non ci sono dubbi sul beneficio. Ecco, può entrare. Ok. Oggi stai con papi, va bene? Ciao, buongiorno. Ok. Io accetto tutti, basta che abbiano la documentazione a posto. Nel computo che abbiamo fatto vediamo se vengono, ci sono persone che non sono a posto, ecco ancora. Allora avranno tempo qualche giorno per sistemare? Possono farle quando vogliono, basta che lo facciano. Se non lo fanno non possiamo accettarle, è tutto qua. Nessuno manda via, nessuno gli porta via il posto. E lui della maestra Maria Teresa? Maria Teresa? D. Ecco, potete entrare, grazie. Un ragazzino di 15 anni, residente nel Bellunese, è morto investito da un treno nei pressi di Ponte nelle Alpi questa mattina. Secondo una prima ipotesi avanzata alle forze dell'ordine si tratterebbe di un gesto volontario. Il ragazzo aveva in spalla uno zainetto con i libri, doveva recarsi per il primo giorno di scuola a Vittorio Veneto. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte della Polizia Ferroviaria, che ha raccolto le testimonianze del personale di 2 militari che viaggiavano a bordo del treno. La circolazione dei convogli ha subito gravi ritardi con disagi per tutti i pendolari. Gli atti, una volta ricostruita la vicenda, saranno trasferiti alla Procura di Belluno. Ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo a parlare dell'arrivo del Papa a Venezia nel 2018. Torniamo in diretta al telegiornale del Veneto, parla ai nostri microfoni Dondino Pistolato, vicario episcopale a Venezia. È una grande emozione sapere che arriverà Papa Francesco. Credo che sia sempre emozionante ricevere il Papa in casa propria, ecco, no? E accoglierlo come colui che in qualche modo ci aiuterà a raccogliere ancora le forze per andare avanti nel servizio di questo territorio
La notizia dell'arrivo di Papa Francesco a Venezia nel 2018 è stata accolta con entusiasmo in città. Ancora tutto da definire. Quel che è certo è che la visita del Santo Padre durerà una giornata, un territorio secondo Don Pistolato scelto non a caso. In qualche modo è anche il riconoscimento di un territorio nel quale si trova tra il confine, diciamo, se ricordiamoci sempre siamo una terra di molto passaggio da parte dell'est europeo e dall'altra anche una terra molto accogliente dal punto di vista anche della migrazione, delle persone che vengono e dei vari bisogni, quindi credo sia anche un modo per poter toccare con mano. Oltre alla celebrazione eucaristica si terrà un evento comune che coinvolgerà le diocesi del nord-est e in particolare i giovani. È la quarta volta che il nome di un pontefice si incrocia col territorio, Papa Luciani, Papa Ratzinger. Dimentichiamo quella precedente di Paolo VI, se vogliamo, tenere tutti i papi proprio con quel gesto che impose la sua stola sulle spalle di Albino Luciani come segno profetico di suo successore. Certamente ricordiamoci che poi è la terra di Marco questa, quindi dell'Evangelista, quindi credo sia anche comunque una realtà nella quale i pontefici, i papi, credono nella loro vita, credono nel poter in qualche modo anche incontrare quel popolo che ha generato figure di santi e appunto anche figure di papi. Nei prossimi giorni il Patriarca di Venezia si recherà a Roma in segreteria di Stato per definire i dettagli e le modalità di questa visita. Tanto l'operazione della Guardia di Finanza a Vicenza che ha smantellato un'organizzazione di spacciatori magrebini, la droga dal Marocco arrivava direttamente nei parchi di Vicenza, ci sono 13 arresti e il sequestro di 25 kg di stupefacenti. Poi la Mantovani, commesse o meglio pagamenti che non arrivano, commesse che potrebbero andare ad altre aziende e il rischio è quello del licenziamento per 100 dipendenti. Da anni il gruppo Mantovani lavora per la realizzazione del Mose, le dighe mobili di Venezia, ma all'indomani dello scandalo Tangenti i commissari del Consorzio Venezia Nuova, d'accordo col Ministero, hanno di fatto revocato le commesse a molte aziende impegnate nell'opera per far ripartire in pratica tutto da zero. L'affidamento dei lavori è passato così attraverso gare europee, ma la revoca dei lavori ha messo in difficoltà la società padovana che ora ha problemi occupazionali. Quei 70 milioni circa di commesse non pagate si trasformano infatti in 102 procedimenti di licenziamento avviati, 102 dipendenti che erano già in cassa integrazione ma che ora rischiano di perdere definitivamente il posto di lavoro. Noi non siamo d'accordo perché avevamo già pattuito con lui un percorso con la Mantovani che prevedeva il trasferimento di una parte dei lavoratori in una nuova società che si chiama Sereco e alla fine del percorso di cassa integrazione ci sarebbero stati comunque degli esuberi. Da parte del Mantovani oggi si mette in discussione quel percorso che era stato all'origine di tutta la condivisione sindacale che avevamo fatto. Come se non bastasse, se dal Ministero non arriveranno segnali confortanti sul pagamento dei lavori, in parte già eseguiti, l'azienda potrebbe far partire la procedura per altri 100 esuberi. Intanto la vicenda è finita davanti al TAR e la Mantovani sostiene di avanzare anche 40 milioni per lavori già eseguiti nel Mose, 20 per mancati collaudi e 10 per l'Expo di Milano. L'azienda ha puntato molto in questi anni sui lavori all'estero, specie in Africa, ma il blocco delle opere in Italia e i ritardi nei pagamenti mettono dunque a rischio 200 posti di lavoro. Noi siamo molto preoccupati e lo siamo sempre stati per i lavoratori, nei confronti dei lavoratori, per la perdita anche di un'impresa così importante come è la Mantovani e come è il know-how dei lavoratori che c'è all'interno della Mantovani, quindi la grandissima professionalità. Una cagnetta con i suoi guaiti disperati ha salvato i cuccioli da una morte orribile. Chiusi in un sacco appeso a un albero, il presunto responsabile è stato denunciato. Le immagini di Mami mentre lecca i suoi cuccioli dopo che i volontari le hanno riportato i cagnolini. L'hanno chiamata così Mami al canile di Ponzano perché questa cagnetta è diventata quasi un simbolo dello spirito materno. Con l'abbaiare disperato e i guaiti ha salvato i suoi piccoli da una morte orribile, una tortura impensabile. 5 cuccioli appena partoriti chiusi in un sacco di plastica e appesi a un albero in mezzo ai campi per sbarazzarsene nel modo più tremendo. È successo a Mogliano, zona Bonisiolo, qualche giorno fa.
L'uomo che secondo la polizia locale ha compiuto questo gesto, ora denunciato, probabilmente non credeva di essere scoperto, ma è stata Mami a far accorrere un ragazzo che percorreva per caso la strada. Ho sentito i lamenti della cagnetta della strada che stava percorrendo e ha trovato la cagnetta, la mamma disperata, che abbaiava in direzione del sacchetto. Subito la chiamata all'ULSS e quando il sacchetto è stato aperto la cagnetta per istinto ha preso uno dei 5 piccoli e lo ha portato via, scappando. Gli altri 4 sono stati portati ai volontari EMPA al canile di Ponzano per prendersene cura finché non venisse trovata la mamma terrorizzata. E grazie alla polizia locale è stata rintracciata in un'abitazione di Bonesiolo. Il proprietario nega di essere coinvolto in quanto è accaduto. Ma le sue argomentazioni non sono apparse molto credibili. L'uomo è stato denunciato e se dovesse essere accertata la sua responsabilità rischia l'accusa di abbandono e maltrattamento di animali, ovvero da 3 a 18 mesi di reclusione e una multa da 5.000 a 30.000 euro. L'uomo ha ceduto la cagnetta ai volontari e la famigliola ha potuto ricongiungersi, in attesa che i piccoli possano essere adottati. Una gara di solidarietà di fronte a tanta crudeltà. Nelle campagne venete è anche vero che c'è ancora tanta ignoranza e c'è ancora purtroppo la cultura, se così si può chiamare, dell'abbandono. Subito i contatti per le vostre segnalazioni, lo dico ad antenna, cerchiamo insieme di risolvere un problema a cui non trovate soluzioni da soli. Redazione @antena3.it, telefono 0422 023 0898, un sms al 351 1755 340. La terza volta consecutiva campionessa europea di kickboxing. Lei è Gaia Visentin, ha 16 anni ed è di Pederobba, uno sguardo dolce ma grande determinazione. Gaia Visentin è per la terza volta consecutiva campionessa europea di kickboxing. La sedicenne di Pederobba, studentessa al liceo linguistico di Montebelluna, anche quest'anno ha fatto centro, trionfando ai campionati europei di Skopje, Macedonia, nella categoria 60 kg juniores. Non pensavo in realtà di avere questo grande successo, anche perché era appena passata nella categoria maggiore e quindi è stata una sorpresa per me e sono molto felice di questo. Occhi verdi, capelli biondo cenere, uno sguardo che ispira dolcezza. Forse anche per questo i suoi genitori da bambina l'avevano avviata alla danza classica. Solo che dopo, siccome ero abbastanza vivace, mia mamma mi ha portato ad avvicinarmi a questo sport e fin dall'inizio mi sono proprio innamorata. Oltre ad essere uno sport mi serve anche nella vita di tutti i giorni, perché comunque mi ha insegnato a mantenere la calma nelle situazioni più difficili e più dure e comunque appunto mi sfogo e magari a casa sono più tranquilla. Ho un'arma, ovvero il mio corpo, e quindi anche i miei genitori sono abbastanza tranquilli quando esco da sola. I 3 titoli europei, 9 italiani e il sigillo mondiale del 2016. Ora l'obiettivo di Gaia è per il 6º anno la nazionale, poi dice l'ingresso nella squadra sportiva dell'esercito. E se non riesco vediamo dove mi porterà appunto questo sport. Comunque vorrei continuare sempre con questo sport e vediamo dove mi porta. E ricordo gli ospiti di questa sera, a 20:10 parleremo di imprese, aiutare le imprese, lo faremo con 2 imprenditori, Pierangelo Bressan, presidente della Garmont International, e l'assessore allo sviluppo economico del Comune di Treviso, Paolo Camolei. È tutto per questa edizione del Veneto, grazie per averci seguito, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Buona serata. Nuovo peggioramento sulle nostre regioni, specie sui monti, ma col passare delle ore anche in pianura. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo in peggioramento dal pomeriggio, soprattutto in serata sulle aree settentrionali con temporali diffusi, la sera anche verso il Veronese e localmente verso le alte pianure. Nubi in aumento altrove, ma tempo più asciutto. Vediamo anche le temperature, le massime risultano essere comprese tra i 18 e i 25 gradi, minime attese tra 12 e 16 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Peggiora anche in questo caso dalle ore pomeridiane con rovesci e temporali sparsi, più intensi sulle aree centro-orientali. Temperature massime sui 20-24 gradi, minime intorno ai 16-17 gradi circa.
E raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Anche qui torna a peggiorare il tempo con l'arrivo di rovesci e temporali diffusi ovunque, più intensi verso sera. Temperature stazionarie o in locale calo intorno ai 23 gradi, minime invece in aumento, attese sui 12-13 gradi circa. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso sulla laguna di Venezia, e i venti moderati meridionali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.